Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto Teleuropa Network con replay del 5 di gennaio 2021. Buon pomeriggio a Stella Battaglia. Buon pomeriggio a te, oggi vigilia dell'Epifania, sì. E allora diciamo subito che in Serie B hanno perso la Regina d'Ascoli in rimonta per 2-1, ha perso il Cosenza per 2-0 in casa contro la capolista Empoli. Parleremo anche di quello che è successo in Serie A, della sconfitta del Crotone a Milano contro l'Inter per 6-2. A Cosenza ci sono tantissime polemiche, i social sono scatenati contro la società, contro il DS Trinchera, contro il Occhiuzzi, chi più ne metta, contro i calciatori. Vedremo un po' di capire la situazione, di quello che dovrebbe succedere per quanto riguarda il mercato di riparazione sia a Cosenza sia a Reggio Calabria, dove questa sconfitta di Ascoli ha lasciato anche mister Baroni con l'amaro in bocca, così come gran parte della tifoseria. E allora Stella, ti do subito la linea. Grazie Franco. Mi raccomando con i messaggi, ecco, sì, se mi date certo, la camera un attimo, mi raccomando, perché abbiamo già tantissimi messaggi. Ora Stella leggerà il numero WhatsApp, però naturalmente che non ci siano delle offese verso assolutamente nessuno, ma in un contesto di una civile dialettica. Questo sì, la polemica sta bene, ma non le offese. Esattamente. A te, Stella. Grazie Franco per avermi dato la parola. Buonasera a tutti voi. Volevamo aprire con il botto di inizio anno per il calcio calabrese, ma ai noi la realtà ci impone appunto di prendere atto che Cosenza e Regina hanno inaugurato il 2021 con una sconfitta. I Silani in casa, gli Amaranto invece ad Ascoli, così come ha preannunciato prima Franco. Mentre per quest'ultima si è trattato di una beffa, la sconfitta è arrivata agli ultimissimi minuti della gara, per i Lupi non c'è stata partita. L'Empoli si è dimostrata più forte e attrezzata. Ricordiamo che in data 4 gennaio, quindi ieri, si è aperto il calciomercato ufficialmente, pertanto il Cosenza e la Regina dovranno procedere agli acquisti di quei calciatori che proseguiranno il campionato fino alla fine. Di questo e di altro ne parleremo in trasmissione con i nostri ospiti in studio che vado subito a presentare. Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Buonasera a tutti. Buonasera a te Alessandro e Antonio Clausi, Cosenza Channel. Buonasera. Salve a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. La parola a te Franco. Sì, allora passiamo subito ad Alessandro per un giro su questa partita del Cosenza e subito dopo ad Antonio. In attesa noi dovremmo avere poi una telefonata con la Gazzetta dello Sport della redazione di Milano. Allora, Alessandro, subito a te. Ma la partita, come al solito, c'è ben poco da dire. Il Cosenza dimostra ancora una volta di dover fare ammenda per una prestazione buona e di un risultato molto negativo, perché poi bisogna essere sempre onesti e guardare sempre l'avversario che il Cosenza affronta. C'era una sperequazione di forze in campo totale tra l'Empoli, che è un potentato economico e di classifica, essendo la prima della classe. Ricordiamo che l'Empoli arriva da una retrocessione dalla Serie A 2 anni fa con un paracadute incredibile, con una campagna di cessioni che ha portato milioni di euro nelle casse dell'Empoli e dunque ha fatto una campagna acquisti che ha decretato una squadra di quel livello che abbiamo visto ieri al San Vito. Il Cosenza ha fatto la sua buona partita, ha denotato i soliti limiti sotto porta, ha denotato anche una mancanza di esperienza, seppur privo della sua stella, cioè di Baez in campo e privo anche di Bittante e Corsi. Ha fatto il possibile. Bisogna dire che Occhiuzzi ancora una volta ha messo in campo la squadra, a mio avviso, al meglio. La partita è stata giocata secondo le forze del Cosenza, il risultato ci sta, ma poteva anche starci un altro tipo di risultato. Vero. Paradossalmente bisogna anche dire questo. Ci sono delle osservazioni sulle decisioni arbitrarie da parte del Cosenza. Chiaro è che il Cosenza ha bisogno di fosforo dal calciomercato per evitare un problema nella zona bassa della classifica. Sì, perché sono in tanta scrivi, ci sono molto preoccupati i tifosi del Cosenza Calcio. Allora Antonio, che dici tu? Che la differenza di valori in campo era evidentissima. Notevole. Cioè, l'Empoli non ha mai dato l'impressione di subire realmente
la manovra offensiva del Cosenza, se non magari sui calci franchi, dove nel primo tempo il Cosenza ha colto quella traversa, poi, come dire, bissata grazie a una deviazione nella ripresa, e in una mischia sempre derivante da azione di corner, sul quale poi è stato innescato Matos sulla sinistra, concludendo poi l'azione la Mantia con un destro a fin di palo. Insomma, una partita in totale controllo dell'Empoli, anche se nel primo tempo non è che la formazione di Dionisi abbia fatto chissà che cosa. È chiaro però che il Cosenza, a mio avviso, rispetto alle precedenti uscite e rispetto al piglio dimostrato con le altre formazioni di vertice, ha dimostrato qualcosina in meno e quindi va registrato un piccolo passo indietro da questo punto di vista. Oltre al gioco io mi soffermerei anche, non tanto sull'aspetto realizzativo, che è chiaramente il classico elefante nella stanza, ormai è diventato, bensì sul reparto arretrato, già come dire, messo sotto focus nella partita contro il Pisa, in questa gara ancora di più. A mio avviso ha scricchiolato. Certo, c'erano degli avversari di tutto rispetto, tanto che Mancuso e la Mantia hanno iniziato dalla panchina, lo stesso Moreo, però io ho l'impressione che qualcosa là dietro vada registrato meglio, perché si inizia a scricchiolare. Ultima cosa e poi chiudo. Sì, perché abbiamo una telefonata. Quando il Cosenza incontra un avversario con un trequartista e questo è in giornata, c'è qualche problema in più. C'è qualche problema in più, dell'Empoli ne ha sempre parlato bene il nostro amico e collega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport da Milano. Buon pomeriggio Nicola. Ciao Franco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ospiti e gli ascoltatori. C'è il nostro Alessandro Russo che ha inaugurato una rubrica sulla Gazzetta dello Sport, Su Gazzetta Hit. Sì, Gazzetta Hit, c'è Antonio Casemiro. Un podcast, così lo spieghiamo magari, un podcast su Gazzetta Hit in un minuto, diamo le notizie selezionate di A e di B che i nostri lettori sul web possono ascoltare appunto a partire dalle 15:30/16 su gazzetta.it. Gazzetta.it. Allora, Nicola, cosa possiamo dire di questa 17ª giornata? Ora si ferma il campionato, tu stamattina nel tuo fondo hai scritto che insomma c'è qualcuno che deve, più di una squadra deve tirare il fiato e poi si ricorrerà al mercato invernale. Chi lo vorrà fare naturalmente che ha un bel po' di quattrini da spendere, qualche altro invece no. Chi lo potrà fare? Chi lo potrà fare? Perché insomma i soldi sono pochi, servono idee, però diciamo che tante squadre hanno bisogno di più o meno rinforzi, ritocchi e quindi bisogna muoversi, intervenire, se no si rovina una stagione obiettivamente. E questa giornata, se siamo arrivati all'epilogo di un mese durissimo, con 8 turni di campionato appunto in un mese, le squadre erano molto stanche, nervose, sono state partite un po' meno belle, tanto nervosismo, anche perché fuori dal campo si vive tutti quanti in maniera molto preoccupata e quindi questo ricade un po' anche sul campo, e quindi tante espulsioni, poco calcio, gol arrivati proprio tanti solo nel finale quando magari le energie vengono a mancare, quindi è giusto, meno male che si può tirare un po' il fiato e per ripartire poi un pochettino più sereni e riposati. Dicevi che avevi pronosticato l'Empoli qualche tempo fa qui da noi al Replay, in effetti è una gran bella squadra, l'abbiamo vista ieri al San Vito Marulla, insomma come dicevano Alessandro Russo e l'altro collega Antonio Clausi qui con noi, oggi tenere poi in panchina e far tirare il fiato a gente come Mancuso, la Mantia, Moreo stesso, insomma, significa che è stata allestita una squadra per il salto di categoria. Sì, sicuramente, ma l'Empoli rientra in quel gruppo di 5-6 squadre candidate alla promozione, poi in una stagione così strana e particolare in cui è difficile riuscire a esprimere i propri valori perché ci sono tante incognite, tante incertezze, ci sono molti più giocatori che vengono fermati da infortuni che possono essere muscolari perché non hai fatto la preparazione, ma possono essere anche le positività al Covid che ti tengono 15 giorni fermo e non puoi allenarti, quindi le variabili sono tante, i valori tecnici non sono emersi in tutte le squadre. L'Empoli invece è riuscito finora, pur avendo affrontato anche lui qualche problema di Covid e qualche infortunio
che ci stanno come tutte le altre squadre, però è riuscito a tenere un cammino regolare, costante, riuscendo sempre a riprendersi dopo le flessioni, e appunto ha una rosa che ieri ha dimostrato di avere tante alternative, quindi tra le grandi è sicuramente quella più regolare, quella che merita di più questo primo posto. Alessandro Russo. Senti Nick, ti volevo chiedere una cosa sulle due squadre di riferimento del territorio qui, cioè il Cosenza e la Regina. Io non ho grandi sorprese a vedere il Cosenza lì nella zona a dimenarsi un po' per cercare la salvezza, perché credo che sia questo il grunt della squadra e dovrà compiere secondo me una nuova impresa. La Regina forse aveva delle ambizioni diverse, con un mercato un po' altisonante, però anche esso con delle caratteristiche particolari, forse proprio non da B. Come l'hai vista tu? Sì, insomma il Cosenza deve sicuramente fare un'altra impresa come quelle che ha fatto negli ultimi 2 anni. Ricordo che il primo anno non è quasi mai stato con l'acqua alla gola, l'anno scorso invece sembrava spacciato e poi ha fatto una grandissima rimonta. E anche quest'anno, visto la rosa della squadra che è costruita con tanti giovani, stranieri, qualcuno arriva dalla C, insomma non è proprio una squadra con dei giocatori di categoria, cosa che adesso serve. Questo mercato è l'occasione, occorre fare uno sforzo, inserire un paio di elementi che diano un po' più di esperienza in questa categoria, perché con i giovani, con i talenti, le promesse, per carità, puoi fare magari in prospettiva avere delle buone notizie, ma per il presente serve avere gente che ti porti i punti, e quindi il Cosenza è stato costruito così, ma adesso si deve correggere. La Regina invece è partita forse con troppe aspettative, si è dimenticata di essere una neopromossa ed è stata fatta con gente forse al contrario del Cosenza un po' troppo su d'età, gente un po' troppo navigata, ecco, ci si è fidati un po' troppo dei nomi che della realtà. E se non fosse stato per Liotti, che è una delle rivelazioni della stagione, che ha fatto dei gol pesantissimi, oggi si aspettava i gol di Menezzo, Denis o Lafferty, che sono giocatori di nome ma che forse non hanno più lo sprint di una volta, oggi la situazione sarebbe stata grave, quindi credo che per entrambe questa finestra di mercato aggiungo opportuna, perché alla Regina serve gente un po' più di gamba, un po' più fresca, e al Cosenza gente al contrario un po' più esperta, un po' più navigata. Sentiamo Antonio Clausi e poi liberiamo il nostro amico e collega Nicola Binda. Buon pomeriggio. Io, visto che sia il Cosenza che la Regina sono alla ricerca di centravanti, di 2 attaccanti, e gennaio è il famoso mese dei valzer per quanto concerne le prime punte, quando a tuo avviso si potrà dare il via alle danze? Ma questo è un classico mercato che si svilupperà negli ultimi giorni, perché tutti quanti, intanto chi ha gli attaccanti buoni se li tiene, sono pochi quelli che vengono liberati facilmente, a meno che non li vai a strapagare. Certo, il fatto che per esempio il Frosinone abbia messo sul mercato 2 giocatori come Dionisi e Ardemagni sicuramente può muovere un po' le acque, che chi riesce a prenderli, subito sicuramente fa un affare. Poi ripeto, trovare attaccanti buoni è difficile, perché chi li ha se li tiene, bisogna avere il coraggio e cercare di avere l'idea giusta, perché per esempio andare a prendere uno straniero adesso, ora che arriva, si ambienta, capisce come si allena, capisce com'è il campionato, capisce la lingua, capisce com'è l'alimentazione, eccetera, e siamo a maggio, quindi adesso andare a prendere gli stranieri è sempre un po' un rischio. A qualcuno in passato è andata bene, per carità, però io non lo farei mai. Il mercato italiano regala tante soluzioni, ripeto, bisogna avere l'idea giusta e soprattutto fare anche un sacrificio economico se proprio necessario, perché se no, ripeto, se non si trova la medicina giusta adesso, poi si lo vive tutta la stagione. Grazie a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, a risentirci, buona Epifania. Grazie. Grazie a voi altrettanto, grazie, buon anno a tutti. Allora Stella, vogliamo leggere un attimo, qualche messaggio? Franco, vai. E poi richiediamo alla regia i risultati della classifica. Allora, le polemiche non sono costruttive, pensiamo ad essere uniti, ci salveremo.
Poi è assurdo allora, che Guarascio non protesti contro gli arbitraggi. Questo un telespettatore scrive, che gli arbitraggi sono scandalosi, quelli subiti fino ad ora. Buon pomeriggio e buone feste fatte, vorrei porre 2 domande. La prima, vabbè, perché la società non è intervenuta chiaramente sull'arbitraggio. La seconda, è veramente un'utopia bussare alla porta dell'Inter e chiedere Esposito, visto che i nerazzurri stanno cercando una squadra che lo faccia giocare, magari potrebbero intervenire parzialmente o in toto nella sua remunerazione. Poi dopodiché scrivono: salve, potrei chiedere al giornalista Clausi se oggi confermerebbe il 7 che ha dato dopo la campagna acquisti estivi del Cosenza Calcio? E poi c'è un'ultima cosa, sì, un'ultima cosa che scrive Elio Principato, zio Elio, che non manca mai nella nostra trasmissione, un abitué, lo salutiamo. Caro Franco, domando agli ospiti se Roberto Chiuzzi ha dichiarato che dopo 17 formazioni i giocatori sono di categoria. Di chi la colpa? Punto interrogativo. Allora andiamo con le risposte. Io assolutamente sì, perché bisogna contestualizzare le risposte e i giudizi quando vengono attribuiti. Il mercato del Cosenza Calcio era completo in ogni reparto, forse se non per il terzino destro. È chiaro poi che i calciatori non hanno reso per come ci si aspettava, e questo non può dipendere certamente da chi non ha la palla di vetro, però almeno sulla carta, ed è quello su cui si fanno i giudizi sui giornali, il Cosenza aveva effettuato un mercato che, a detta del direttore, a detta soprattutto dell'allenatore, era estremamente soddisfacente, e quindi non vedo perché non bisognava attribuire un 7. Mi pare che anche a livello nazionale sono stati tutti positivi, ve ne ricordo la Certo. sufficienza della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e anche di tutto sport. Poi, come dice Antonio Clausi, insomma, chi viene dall'estero, tipo Ba, tipo lo stesso Sacco, tipo Petre, e lo diceva anche Nicola Binda poc'anzi, che ha tante esperienze, diventa difficile poi ambientarsi immediatamente nel campionato italiano. L'esempio lampante, Prego. per rispondere a questo nostro telespettatore, è quello di Eriksen all'Inter, definita da tutti quanti, anche da Alessandro immagino che segue il mercato nazionale, una grandissima operazione di calciomercato da parte dell'Inter. È chiaro che a distanza di un anno, se si pone la stessa domanda, è stata una grande operazione, la risposta è no. E quindi bisogna, ribadisco, contestualizzare le risposte nel periodo storico in cui vengono poste. Alessandro Russo, vogliamo dare anche una risposta ad Elio Principato a queste 17 giornate, 16 formazioni diverse, e lui o Chiuzzi continua a ribadire, come dice Elio Principato, che insomma, i giocatori sono di categoria. Molti tifosi dicono di no. La tua opinione, grazie. Io mi sono posto e continuo a pormi a difesa e a apprezzamento del lavoro di Occhiuzzi, perché la squadra sta facendo il massimo possibile. Concordo. Se io devo fare un'osservazione al Cosenza, l'unica partita che manca perché ci fosse tutto in linea con quello che è successo è il risultato strabugiardo di Cosenza Reggiana. Quella partita è la divaricante dei numeri del Cosenza, perché 18 il Cosenza, 12 la Reggiana, il Cosenza è in zona salvezza in questo momento. Occhiuzzi secondo me ha lavorato egregiamente, ha lavorato bene in fase di preparazione delle partite, lavora bene anche in fase di cambi, chiaramente è lui l'allenatore e va difeso perché è un valore del club, chiaramente è un allenatore giovane che deve fare esperienza, chiaramente i giocatori hanno dimostrato, lo ha detto prima anche Nicola Binda che segue la Serie B in maniera precisa e dettagliata, ha bisogno di esperienza questa squadra. L'unico errore, se mi permetto di poter dire, che non deve commettere Roberto Chiuzzi, a cui va il sostegno secondo me per quello che sta facendo, è quello di pensare di poter risolvere i problemi solo ed esclusivamente con il lavoro tattico e tecnico, perché questa squadra purtroppo ha bisogno chiaramente, in maniera netta, di esperienza e di giocatori di categoria in tutti i reparti. In tutti i reparti, dice Alessandro Russo. Vuole intervenire Antonio e poi andiamo a vedere i risultati con la classifica. Sì. Vai Antonio.
volevo dire esattamente l'ultima parte del discorso di Alessandro, lo ha espletato lui, quindi va benissimo. Allora, vediamo se ci danno dalla regia i risultati, puoi iniziare Stella, sì, vai. I risultati della 17ª giornata di Serie B KT. Ascoli Reggina 2-1, Brescia Vicenza 0-3, Cosenza Empoli 0-2, Cremonese Chievo 0-2, Frosinone Spal 1-2, Lecce Monza 0-0, Reggiana Pescara 0-1, Salernitana Pordenone 0-2, Venezia Pisa 1-1, Virtus Entella Cittadella 1-0. Classifica generale, cambiato tanto, sia in cima, dove l'Empoli è da solo al comando per la sconfitta della Salernitana, cara Stella, sia giù perché il Vicenza vince 3-0 come abbiamo visto a Brescia. Una partita incredibile. L'Entella vince contro il Cittadella, l'Ascoli ribalta la Reggina, il Cosenza perde in casa la quarta partita. E insomma, andiamo a vedere. Andiamo a vedere, troviamo quindi al comando Empoli con 34 punti, a seguire Salernitana 31, Monza 30, Spal 29, Cittadella 27, Lecce 26, Frosinone Venezia 25, Chievo Pordenone 24, Brescia 21, Pisa 20, Vicenza 19, Reggina 17, Pescara 16, Reggiana Cosenza Cremonese 15 punti, Virtus Entella 14, chiude la classifica l'Ascoli con 13 punti. Alessandro Russo, cosa vogliamo dire? Una zoomata su questa classifica. Cosenza parla, che da ieri sera è in zona di retrocessione, che il 15 per la differenza reti mi pare eccetera, siamo tessuti. Posso essere sincero Franco? Non sono per niente sorpreso della classifica. Ah, quindi non sei sorpreso? No, ma proprio per niente, perché i valori alla fine escono fuori. Il Cosenza, lo abbiamo detto in tempi non sospetti, deve cercare di salvarsi all'ultima partita, all'ultimo secondo. Questo è questo l'imprinting che esce fuori da come si pone il Cosenza a questo campionato. Il Cosenza ha scelto una linea low budget, riconoscibile, però deve capire pure quando l'allarme è giallo, arancione o rosso, non per restare secondo te l'allarme adesso è rosso, l'allarme è rosso quindi perché stiamo dicendo la stessa cosa. Squadra gioca bene ma ha dei difetti chiari. Cioè, ieri non è che possiamo metterci il prosciutto sugli occhi o far finta di non capire. Io quando vengo qui, che è questa trasmissione così bella e divertente, mi pongo anche il problema di quello che dico per rispetto dei telespettatori, per rispetto degli sportivi di Cosenza e per rispetto degli sportivi calabresi. Bisogna essere chiari e onesti. Il Cosenza, così com'è, ha bisogno in maniera inequivocabile di giocatori di categoria, perché si vede ad occhio nudo che il Cosenza dice vorrei ma non posso. Cioè, lo ha detto in tutte le lingue possibili, nonostante abbia fatto anche delle partite molto belle e anche ieri non ha fatto male secondo me, perché il Cosenza ha trovato di fronte a sé una super squadra, la capolista, l'ha tenuta per un tempo, poi c'è un episodio controverso del rigore e dopodiché ci sta che il Cosenza... Anche il fallo di Damiani Subà poteva essere fischiato dal signor Massa, che stamattina nel fondo del Corriere dello Sport, mi date la camera, grazie, il caporedattore Tullio Calzone ha fatto rilevare come in Serie B manchi appunto il VAR o la VAR. Perché? Perché comunque Massa, se ci fosse stato il discorso del VAR, poteva andare benissimo a riguardare l'intervento di Tiritiello su Matos, così come il fallo di Damiani su Ba. Comunque, però c'è da dire pure, però così la diciamo proprio tutta, alcuni giocatori che sono le sorprese e potenza positiva di quest'anno, devono pure capire i momenti delle azioni, perché un intervento irruente su un giocatore lanciato a gol trae o l'arbitro in inganno oppure a norma di regolamento può essere anche sanzionato perché prende il pallone, poi però tocca l'avversario, quindi Massa senza il VAR è portato a prendere quella decisione, sì o no? Non possiamo fare solo vittimismo. Poi il Cosenza, il Cosenza, rispondete ai nostri amici da casa, ha mandato l'allenatore a dire che non è d'accordo con l'arbitro, cosa doveva fare di più? Lo sentiremo sì, certo. E poi ha preso il giallo anche, scusami Stella che ce lo chiedono, Tiritiello, sì. Ai noi, Tiritiello in diffida e salterà alla ripresa il prossimo 16 gennaio la sfida di Monza. Pubblicità. Sì, andiamo qualche minuto in pubblicità, restate con noi. Allora, seconda parte di replay. Allora Stella, vogliamo leggere qualche messaggio e poi andiamo a vedere gli highlights della partita? Sì, certo. Allora, avevo, penso, una domanda per Alessandro. Andiamo prego. a cercare
Il messaggio del telespettatore. Ah vabbè, c'è un telespettatore che scrive: ma questo signor Elio Principato, siamo sicuri che è un tifoso del Cosenza? Critica sempre ad ogni trasmissione. Non lo so se glielo vogliamo Lei sa dire. maestà. Insomma, Lei sa maestà. ma questa sia una provocazione non lo so, però insomma dire che Elio Principato non tifoso del Cosenza ha fatto una constatazione, no? Ok, squadra con assoluta mancanza di uomini di categoria, quindi il risultato è questo. Poi Alessandro, ci sono delle possibilità di vedere Asensio a Cosenza, città che l'ha rilanciato lo scorso anno e che il calciatore ama? Mi sai dire qualcosa? Allora, detto che chiaramente avendo la necessità poi di scrivere le cose in tarda serata, non si possono dire tutte le cose, ma chiaramente il Cosenza, da quello che sappiamo, e credo che anche il club ha dato mandato al direttore sportivo, che ha dimostrato ampia capacità di saper fare le campagne acquisti, anche le campagne di riparazioni, soprattutto perché nei 3 anni che ha fatto campagne di riparazioni Stefano Trinchera ha messo a posto la squadra, quindi il club ha dato mandato per operare, il direttore sportivo è al lavoro, sicuramente si cerca in diversi ruoli. Il nome di Asensio ricorre, Asensio dovrebbe tornare dal Pescara al Genoa, poi bisogna vedere quello che succede al giocatore. Ma il Cosenza sta guardando diversi altri profili. In Serie B, come ha accennato pure Antonio prima, ci sarà sicuramente un giro palla pazzesco di attaccanti, però stanno tutti coperti e c'è un problema: gli attaccanti vanno comprati, perché gli attaccanti prestati ci sono pure, ma gli attaccanti comprati non solo vanno comprati, per esempio il Lecce per Pettinari chiede 1 milione di euro, non è una battuta, è così. Poi il giocatore deve accettare il club e bisogna vedere se lo accetta, c'è anche questo giro qua. Gli attaccanti quelli sono. Nelle ultime ore era girato un nome che poi è stato smentito, che è Vergani del Bologna, che è un giovane di prospettiva, ma non è questo il nome che il Cosenza porterà nella campagna acquisti. Certamente il Cosenza valuta Giannetti della Salernitana, se la Salernitana lo farà uscire. Certamente il Cosenza è attento a tutte le soluzioni possibili. Dire che al Cosenza piace Strizzolo è una ovvietà, ma dire che Strizzolo sia sul mercato, che il Cosenza lo possa prendere, è un'altra cosa. Dire che Ardemagni sia sul mercato o interessi al Cosenza è un altro aspetto. Per esempio, un nome che è circolato e che sicuramente si può dare è quello dell'interesse del Cosenza per Mustacchio del Crotone, un fuorilista che al momento nicchia, non sul Cosenza, nicchia proprio nello spostarsi. Insomma, il Cosenza cercherà di mettere a segno 2 o 3 colpi importanti. Chiaramente la difficoltà ad operare nel mercato è di tutti i club, non solo del Cosenza. È un Cosenza che però è obbligato a fare delle cose, perché altrimenti smentiremmo l'assunto precedente e non lo possiamo smentire. Non si fa mai marcia indietro, né nell'esistenza né nelle teorie, neanche sulle cose che si dicono come comunicazione di massa. E dunque il Cosenza sta cercando. Abbiamo un'arma in più, secondo me. Io confermo, e dico che la stimo a questo direttore sportivo, che ha saputo trovare nei momenti giusti i giocatori giusti. In un mercato difficile, di pandemia, di difficoltà, dove le squadre, ci sono squadre importanti del nord che stanno mettendo sul piatto soldi sonanti per gli attaccanti e gli attaccanti nicchiano. Quindi c'è un problema che il Cosenza però cercherà di risolvere. Ok, allora leggo un messaggio. Ho visto in TV tutte le partite del Cosenza, tranne quella col Pisa. Ho sempre avuto l'impressione di una squadra che avrebbe meritato di più di quanto ottenuto sul campo. Così come dice Alessandro Russo. Sono d'accordo con Occhiuzzi che i giudizi si devono fare alla fine. A me la squadra garba e con qualche ritocco ne usciremo alla grande. Poi scrivono ancora: non possiamo soffrire di nuovo anche quest'anno, speriamo che il Presidente faccia gli acquisti necessari, confidiamo in lui. Buon pomeriggio, sono Marcello D'Arende. Dopo la partita giocata ieri si vede chiaramente che il Cosenza ha dei limiti, bisogna prendere urgentemente almeno 5-6 giocatori di categoria. Dopodiché abbiamo un telespettatore che fa il sondaggio di tutti gli incontri e scrive: 16 incontri disputati, 15 punti in classifica, 11 reti messe a segno, 14 reti subiti.
Questi sono i numeri ad oggi e da come vediamo il Cosenza è una formazione che segna poco. I primi interventi in questa sessione di mercato devono essere fatti in maniera concreta, quindi nessun giovane di belle speranze, ma abbiamo bisogno di attaccanti che hanno nel loro DNA il gol. Benissimo, grazie Stella, vediamo che abbiamo al telefono. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, se avete un attimo di pazienza facciamo tutto in diretta. Giusva, eccoci qua. Mi sentite? Benissimo Sì. Giusva, tu Un ci attimo senti? solo, vi chiedo un attimo solo. Prego, prego, prego. Intanto Stella ha letto questi messaggi, poi andremo a dare una risposta nel frattempo che Giusva si rimette a posto. Eccoci perdonate, qua. Allora, perdonate, Giusva, perdonate. allora, niente, abbiamo introdotto il discorso Cosenza, ora introduciamo il discorso Regina, 2-1, dicevo, con questa... Meglio mi sento, come si dice, no? Mi senti me? Mi senti? Dico meglio mi sento, passiamo dal Cosenza alla Regina, dalla padella alla brace. Sì. Se uno piange l'altro non ride, sicuramente. E allora questo gol di Cracolo ha cambiato i piani, cioè la Regina era passata in vantaggio con l'I8, poi è stato il pari di Cangione e poi il gol di Cracolo. Cosa vogliamo dire e in prospettiva futuro cosa dice il mercato? Ma io dico tanto una cosa, che 17 gare sono ormai un banco di prova più che sufficiente per farsi un'idea rispetto alla cifra delle squadre e quindi all'operato in fase di composizione della squadra della scorsa estate. La Regina ha evidentemente, come peraltro proprio da questi microfoni, in questa e in un'altra trasmissione da voi sempre avevo sottolineato già dall'estate, è un organico largamente contraddittorio, pieno di lacune e con numerosi equivoci tattici al suo interno. Questa cosa, abbinata ovviamente anche agli infortuni, ma ce li hanno tutti gli infortuni quelli, ha portato a una serie di, come possiamo dire, di aggiustamenti in corsa, alcuni dei quali fatti da Baroni, che hanno via via cambiato identità alla squadra. Una squadra che sicuramente con l'arrivo di Baroni gioca in maniera diversa e ha ottenuto anche risultati. Va tenuto però in debita considerazione il fatto che Baroni ha fatto 7 punti in, aiutatemi voi, in 5 partite, delle quali però una peraltro persa contro il Cittadella che era falcidiato dal Covid e comunque persa, e le altre 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro tutte le squadre di bassissima classifica, quindi Ascoli, Cremonese, Reggiana e Vicenza. La partita di ieri contro l'ultima in classifica, che ultima rimane anche dopo la vittoria, testimonia esattamente lo stesso trend che abbiamo visto in questi mesi, cioè la squadra gioca discretamente, niente di più, riesce a tenere lì gli avversari quando sono avversari di livello basso per 60 minuti al massimo, dopodiché si scioglie, e infatti anche ieri sono arrivati 2 gol negli ultimi 7 minuti. Tenete presente che la Regina ha subito 24 gol, di questi 21 sono arrivati nella ripresa e 12 o 14 mi pare negli ultimi 15 minuti. Mi chiedevi di mercato, non è facile, non è un mercato facile come voi mi insegnate, perché gli scambi saranno pochi, i soldi non ce n'è, la Regina non ne ha e ha dei contratti importanti sul groppone da dover in qualche maniera smaltire. Di certo però la Regina ha bisogno come il pane di un portiere, perché ne ha bruciati 2 su 3, anche ieri Guarna, che aveva sostituito Plizzari, è stato inguardabile. Ha bisogno di un centrocampista, di un mediano, di un regista basso come il Pane, ha bisogno di un attaccante come il Pane e forse anche qualcos'altro. Queste sono le cose più urgenti, ma soprattutto deve fare le uscite e per un discorso di pletoricità della rosa e per un discorso economico, e anche perché gli slot degli over sono tutti occupati. Per il resto mi pare che vada tutto bene. Grazie Giusva, sempre puntuale e preciso. Grazie, salutaci gli amici di Reggio Calabria. Grazie. E allora andiamo a vedere gli highlights, nel frattempo poi avremo una bella sorpresa, una carambata. Gli highlights delle gare che ci ha confezionato per noi Anna Franchino, andremo a vedere appunto il Cosenza e poi Ascoli Regina 2-1 con le interviste con Occhiuzzi. Possiamo partire per cortesia con gli highlights, grazie. Anno nuovo, vita vecchia, il Cosenza ancora a digiuno di vittorie casalinghe viene sconfitto al Marulla dalla capolista Empoli e risucchiato nelle ultime posizioni della classifica.
I lupi provano a cambiare qualcosa nel reparto offensivo viste le assenze, ma al pronti via sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Falcone, con Olivieri che prova il destro a giro, il numero 1 rossoblu è attento e chiude lo specchio deviando in corner. Poi al 28esimo la traversa nega la gioia del gol a Sacco che stacca di testa sul corner battuto da Baluli e colpisce il montante. Ancora il francese pericoloso in contropiede poco dopo, tenta il tiro a giro, palla fuori di poco. Al 38esimo sul cross di Conè prova la battuta al volo Bois ma colpisce in maniera sporca e l'occasione sfuma. Prima dello scadere Matos prova a sbloccare il risultato con questa conclusione che Falcone respinge di piede e il preludio al gol che arriva a tempo quasi scaduto. Il direttore di gara concede un calcio di rigore per un intervento di Tiritiello su Matos che dal replay invece si vede chiaramente colpire il pallone, ma ormai la frittata è fatta e Olivieri trasforma il penalty portando in vantaggio l'Empoli. Nella ripresa la squadra di Dionisi si spinge in avanti alla ricerca del raddoppio, ma Super Falcone chiude lo specchio, poi qualche tiro impreciso e al 29esimo ancora il Cosenza sfortunatissimo, il tiro deviato di Vera incoccia sulla traversa. E ancora una giornata no per i lupi e lo si vince quando al 43esimo gli ospiti raddoppiano con Mancuso. A fine gara Occhiuzzi invoca la VAR anche in Serie B. Credo che oggi ci sono stati 2 errori arbitrali enormi sui 2 gol, secondo me, perché poi ovviamente io l'ho rivisto in campo, non potevo, e per me gli arbitri hanno bisogno del VAR perché sul rigore è palla netta, l'ho vista e rivista, sul secondo gol è fallo su Ba, l'ho vista e rivista, perché subito dopo sono stati chiamati falli uguali, identici. Mi dispiace, capisco che l'errore arbitrale è un errore umano, quindi assolutamente io non posso rimproverare nulla, però onestamente mi dà fastidio perdere una partita in questo modo. Amara sconfitta anche per la Regina d'Ascoli in una gara dai 2 volti. Al Del Duca i calabresi passano in vantaggio nella prima frazione grazie alla rete di Liotti. Poi nella ripresa, dopo aver dominato per gran parte di gara, accade tutto nel finale. Prima il pareggio dei padroni di casa con Cangiano all'83esimo e Kragl sui titoli di coda beffa gli Amaranto che tornano a casa con un nulla di fatto. Baroni a fine gara dice: sono molto rammaricato ma non ho nulla da dire ai ragazzi. Ok, allora abbiamo sentito Chiuzzi, abbiamo sentito anche poi quello che ha detto Anna Franchino per quanto riguarda Baroni. Mi dispiace per i ragazzi perché in effetti la Regina poi ha perso la gara d'Ascoli sui titoli di coda. Buon pomeriggio, Gianni Di Marzio. Ciao Franco, grazie. Buon pomeriggio per essere qui con noi al replay, Gianni. Stavamo parlando con Alessandro Russo, Gazzetta dello Sport, e Antonio Clausi di Cosenza Channel, con tutti i nostri telespettatori che interagiscono con noi di questo Cosenza, di questa situazione che si è venuta a creare, eccetera. Tu da lassù, da Padova, da Milano, dove ti trovi, che zoomata dai? E qual è la tua idea sul Cosenza e sulla Regina? Ma intanto auguri un buon anno, almeno facciamoceli. Come no? Ci mancherebbe altro. Quantomeno è doveroso. Poi un abbraccio, un saluto particolare ai tuoi ospiti che sono miei fraterni amici, quindi hai un parterre de roi, questo non si discute. E per quanto riguarda il Cosenza, purtroppo la classifica parla abbastanza chiaramente. Quello che ci dispiace è che le giustificazioni purtroppo non danno punti, non fanno classifica, capito? La sfortuna, i pali, l'arbitraggio, tutte queste cose qua fanno classifica. Il Cosenza ha bisogno di fare punti, il Cosenza è l'unica squadra che non ha vinto in questo campionato. Il problema è anche questo, che un motivo ci deve essere, non è possibile che una squadra non vince e il motivo lo sappiamo, non vince perché evidentemente gli manca qualche cosa per completare il mosaico. Quindi che intanto mancano i gol di Riviere e di Asensio. Prego? E di Asensio dicevi tu? Di Asensio, certo. Di Asensio e quindi mancano quei gol là. Sono stati sostituiti per cercare quantomeno di poter avere all'attivo qualche attaccante di qualità. Io penso che se la squadra non riesce a realizzare gol, evidentemente manca qualcosa, quindi mancano dei finalizzatori. Allora andiamo a cercare, facciamo una radiografia della squadra, ma la facciamo con
con tanto amore e con tanto interesse verso una squadra che la teniamo veramente nel nostro DNA, quindi io penso che Cosenza è inutile girare intorno a troppi ostacoli, ha bisogno di rinforzarsi. Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, allora la squadra deve riparare. Che cosa deve riparare? La mancanza di finalizzatori, la mancanza di qualche centrocampista, la mancanza di qualche esterno a sinistra. Allora diciamo che oggi purtroppo la classifica è una classifica che piange, è una classifica pericolosissima. I miracoli si fanno e va bene, noi siamo cattolici, per l'amor di cielo, abbiamo i nostri santi protettori, ma i nostri santi protettori quanto è possibile possiamo allenare per avere i miracoli ogni anno? Una volta, la seconda volta insomma anche i nostri santi cominciano a dire: ma amico mio, tu ti devi comportare bene, se tu non fai una squadra come si deve e vai a riciclare solamente i giocatori invece di prendere quelli giusti, io non è che ti posso fare un altro miracolo. Quindi bisogna stare attenti. Oltretutto io vado sempre avanti con il mio cervello, cerco sempre, i cosentini lo sanno perché abbiamo un rapporto veramente delicato, se così si può dire. Non si a mai dire la squadra dovesse retrocedere, ma noi l'anno prossimo è meglio fare una bella Serie C che non una Serie B per retrocedere. Non è vero. La Serie B intanto è un patrimonio importantissimo, perché se fai una buona squadra puoi lottare per i playoff e puoi anche andare in Serie A. Per quale motivo il Cosenza non potrebbe fare una squadra centrando giocatori giusti, compatibili tra di loro, per tentare una scalata finalmente per andare in A, come è successo nel passato? Allora dico, questo non è possibile, va bene, allora vai male, hai una sfortuna di retrocedere, ma non è facile risalire un'altra volta con squadre, con grandi città che ci stanno come Bari, Catania, Palermo. Quest'anno ci va sulla Ternana, ma di queste squadre che ho nominato non credo che quest'anno riescano ad andare in Serie A, a meno che con i playoff qualcuno di questi può anche andare, quindi grandi città, grandi club con delle grandi tradizioni. Allora se uno deve fare un sacrificio, è meglio farlo adesso. Giusto, abbiamo capito quello che è l'assunto di Gianni Di io posso fare un appello a questo Presidente che non è piacere di conoscerlo. Caro Presidente, bisogna fare un sacrificio, lo facciamo adesso, tenta fare 2 sacrifici, facciamoli adesso. Facciamo un sacrificio, dice Gianni Di Marzio alla dirigente del Cosenza Calcio. C'è Alessandro Russo che vuole fare una domanda. Prego Alessandro. Più che fare una domanda volevo una cosa, perché non mi è capitato ancora di parlare con il mister, che per noi che siamo cresciuti a pane e pallone, e soprattutto per Cosenza, ma soprattutto per il calcio nazionale e internazionale, il mister Di Marzio è un riferimento come tecnico, come direttore, ma anche come scopritore di talenti. Siccome lo scorso anno è scomparso Diego Armando Maradona, di recente su Sky si vede spesso e volentieri un grande ritratto di Maradona e si vede anche l'immagine del mister con Dieguito. Mister, un aneddoto, una cosa, un lampo che possa dei suoi contatti con Maradona da regalare e per ricordo di Dieguito, che manca in maniera lancinante al calcio mondiale. Ma guarda Alessandro, io per anni ho avuto un rapporto con Diego, specialmente i primi anni, quando io lo vidi in Argentina nel 78 e poi negli anni successivi, quando non riuscii a portarlo a Napoli, perché Ferraino dissi che io ero fissato con i giovani, come poi tra l'altro anche a Cosenza portammo una marea di giovani, quindi io sono sempre fissato sempre per i giovani di qualità, per i giovani che avessero dei margini di miglioramento per diventare dei giocatori importanti, quindi giocatori di qualità. Io ho avuto un affetto, un rapporto con lui diretto, specialmente quando poi andò, dopo che l'avevo visto io al Boca Junior, prima dal Boca, poi successivamente sappiamo tutti è venuto in Europa. Ora, detto questo, Maradona mi è rimasto nel cuore perché faceva parte della mia famiglia, questo non si discute, proprio il rapporto diretto di Maradona. Io ricordo atroce di Maradona perché non doveva morire in quella maniera, capito? Maradona è stato abbandonato da tutti, Maradona purtroppo è stata una slot machine per tutti, hanno allattato tutti, per usare un termine proprio calcistico, hanno allattato tutti con Maradona, è stato tradito da tutti, non l'hanno aiutato, lo usavano solamente.
a Roma ha sempre avuto riconoscenza e generosità a livello veramente del suo valore tecnico. Gianni, Quindi, ti salutano un mare di tifosi di Cosenza, in particolare il dottor Renato Coscarella. Il dottor Renato Coscarella ti saluta, il nostro amico Renato. Prima di chiudere e di lasciarci, Gianni, c'è una domanda per te da parte di Antonio Claus. Direttore, sì. Buon pomeriggio di nuovo. Io sono curioso di sapere lei come affronterebbe da direttore generale il caso Zaniolo alla Roma, dove la gestione sembra un po' sfuggire di mano e si rischia di dilapidare questo grande talento. Ma guarda, me Zaniolo mi ha deluso, io onestamente l'ho sponsorizzato in tutte le salse, ma prima che diventasse, diciamo, un giocatore che è stato apprezzato da tutti, quindi ho fatto anche radiofonicamente e televisivamente, ho fatto delle enormi discussioni sul valore di Zaniolo, specialmente con quelli della Fiorentina che lo hanno mollato subito. Io, i responsabili del settore giovanile della Fiorentina, lo avrei licenziato proprio al volo, come lo stesso quando è andata a Milano con l'Inter, che non ha avuto una mezza convocazione ed è stato trascurato, nonostante avesse fatto 11-12 gol nella primavera dell'Inter. Zaniolo è effettivamente, potenzialmente è un autentico campione. Il problema di Zaniolo, che io mi chiedo, ma dove sta il padre di Zaniolo che faceva il centravanti nel Cosenza? Dove sei? Adesso non mi ricordo il nome. A lui gli devo parlare. Igor, te lo dico io, Igor Zaniolo. La mamma sta sempre a parlare, ma perché non se ne sta a casa e parla sempre? Il marito dove sta che ha giocato a pallone? Ma perché non gli sta addosso a sua ragazzina a Roma, dopo che è una città come una grande metropoli con tanti distrazioni? Bisogna controllare il ragazzo, non c'è niente da fare. Io personalmente come allenatore l'avrei, diciamo, considerato, come ho sempre considerato tutti i giocatori giovani che ho avuto con me, specialmente di Cosenza, e parliamo seriamente del nostro Cosenza, ma li trattavo come figli. Quando c'era bisogno di una carota gli dava la carota, quando c'era bisogno del bastone gli dava il come, ma non uno, anche tu. È vero. Zaniolo, ma tu pensi che io a Cosenza mandavo Ferrone a controllare i giocatori dove andavano, a sinistra e a destra? Eh sì, ce lo ricordiamo tutti, almeno quelli che hanno la mia età, che facevano dall'epoca i giornalisti sportivi. Andava controllato in una grande città come Roma, Zaniolo, il papà deve stare sempre con lui, mano a mano, ma io non l'avrei mollato mai. Gianni, grazie per le tue perle di saggezza, dobbiamo andare in pubblicità, buona Epifania, grazie alla prossima. Un abbraccio a tutti voi, speriamo bene, Grazie. bene. Presidente, mi raccomando, Presidente, faccia questo sacrificio. Grazie Gianni. Tutti, vogliamo bene. Grazie. Ciao, grazie. Pubblicità. Sì, andiamo qualche secondo in pubblicità. Ok, allora terza ed ultima parte di replay, allora riprendiamo strada se c'è qualche messaggio, sì. Altrimenti riprendiamo da quello che ha detto Gianni Di Marzio, che ha invitato il Presidente Guarascio praticamente a, come dire, a spendere qualche soldino per rimettere in moto una squadra che ha bisogno e necessita di rinforzi. Sono sicuro che certo, il Presidente... è stato un fammi finire, del sono mister. sicuro che il Presidente lo farà. Allora, andiamo con i messaggi e allora, poi la parola ad Antonio. Sì, vorrei sapere da Alessandro quali attaccanti sono disposti a venire a Cosenza con una società senza programmi ed una classifica deficitaria. I pilastri di una squadra sono due, il portiere che abbiamo e una punta che manca. Poi abbiamo altri messaggi, ma Bruccini, difensore centrale, forte di testa, buon fisico e contrasto. Ottimo se si vuole impostare sin dalla difesa, giro palla ma anche lancio lungo. Senza portiere e senza centroavanti non se ne sono cantate mai messe. Basterebbe prendere un giocatore serio per ogni reparto in estate per non avere problemi. Ma speriamo in un miracolo. Forza Lupi, e si firma il telespettatore Giampaolo. Ok, va bene. Allora, subito un minuto a testa perché abbiamo già Crotone in linea, c'è Crotone Roma domani. Brevemente nel dire che secondo me si sta un po' esagerando sulla classifica del Cosenza, che è preoccupante, però ancora di miracoli, diciamo, la classifica è lì, ci sono queste 8 squadre che si giocheranno 4 posti per retrocedere, che sono tutte attaccate, quindi realismo dice che sarà durissima, ma non è chiaramente né finita. Questi alti e bassi emotivi e psicologici secondo me non vanno bene al caso. Il Cosenza cerca un attaccante, abbiamo detto il nome di Giannetti, ma sicuramente
Trinchiera tirerà fuori qualcos'altro dal cilindro, i nomi in giro Qui sono ci dicono, tanti. speriamo che non tiri fuori qualcuno come quelli che stanno giocando, non facci i nomi. Vai. Sicuramente. Scusate, ma sono estate, critico, oggi sono abbastanza critico perché le colpe sono di tutti se il Cosenza è arrivato a 15 punti dopo 17 giornate. Aspettiamo chiaramente adesso giocatori pronti, perché il Cosenza... finalmente, pronti! Giocatori pronti, ma non è che è una novità. Non mi pare di aver detto mai cose contrarie rispetto al fatto che il Cosenza avrebbe lottato duramente per la salvezza. I numeri sono quelli e ripeto ancora una volta, serve gente pronta, un giocatore detto chiaramente capace di fare 10-12 gol per garantire la salvezza del Cosenza. Quelli che ha fatto lo scorso anno il giocatore che ora è a Crotone, Riviere, che hanno fatto Asensio, e negli anni precedenti hanno fatto Okereke e tutti il resto. Chi deve operare è il presidente Guarascio, che è il presidente e il proprietario della squadra, sa bene che la Serie B è un patrimonio suo e della città. E l'ha detto Giovanni Di Marzio. Un minuto per te, poi abbiamo Claudia Berlingeri. Assolutamente. Inizio col dire che l'invito del direttore Di Marzio è quello che facciamo da inizio stagione, ovvero che il presidente si sintonizzi sulla stessa lunghezza d'onda della sua tifoseria. Alla lista di calciatori graditi, possiamo dirlo in questa maniera, di Alessandro, io aggiungo anche un altro nome, che non è che vi dico che il Cosenza lo tratta, ma che è gradito al pari di quelli sopra citati, ed è quello di Samuele Longo del Vicenza. Sta trovando poco spazio, ha firmato da poco un triennale con il Vicenza, sta trovando poco spazio anche a causa di un piccolo problema fisico, però ha il gradimento, e come, da parte di Roberto Chiuzzi, che lo ha ammirato l'anno scorso quando ha fatto gol al Cosenza. Quindi all'elenco aggiungiamo anche questo, perché c'è come dire, l'occhio attento anche su questo calciatore. Il calciomercato è lungo, vedremo poi come si evolverà la situazione. Buon pomeriggio a Claudia Berlingeri da Crotone, Gazzetta del Sud. Buon pomeriggio Franco e buon anno a tutti. Ah, via Skype, finalmente ti vediamo via Skype. Grazie. Allora, grazie. Allora cosa vogliamo dire? Intanto è già in archivio questo 6-2. Io ho visto comunque un discreto Crotone nella prima parte, era passato addirittura in vantaggio. Rivière là da quel calcio d'angolo ha dato quella bella palla a Junior Messias e poi lo stacco di testa. È stato un peccato. Cosa ci vuoi dire, Claudia? Sì, guarda, non ti nego, Franco, che ho immortalato con una bella foto quell'1-0, perché era nell'area, insomma, che non sarebbe finita così. Chiaramente il Crotone è sceso in campo con un buon piglio, ha giocato un buon primo tempo, però chiaramente nel corso della gara è venuta fuori quella che è la qualità obiettiva dell'Inter, di un Inter che è superiore sotto tutti i punti di vista, da quello fisico, tecnico, tattico. Insomma, lì davanti Lukaku e Lautaro hanno fatto di tutto di più, e sono anche messe in risalto le negatività del Crotone, vale a dire la fragilità difensiva. Infatti io ho dato un voto negativo sia a Marrone che a Luperto, che non mi sono piaciuti per nulla. Senti Claudia, a proposito di negatività, e ritorniamo al discorso calciomercato, ci puoi anticipare qualcosina dove si sta muovendo, in che ruoli si sta muovendo il direttore sportivo Ursino, che salutiamo? Sì, sicuramente c'è da far arrivare un attaccante che possa affiancare soprattutto Messias, visto che Simi, insomma, ha tirato la carretta dall'inizio della stagione, ma fa fatica. Comunque i suoi gol li ha segnati. Rivière ora viene utilizzato, però ancora non si è visto quel piglio giusto, almeno in termini di concretezza, per cui insomma una punta dovrebbe arrivare. Si parla inizialmente si parlava di Pinamonti, ma insomma l'ingaggio è fuori dalla portata dei pitagorici. Ora si parla di Mancuso, attaccante classe 92 di proprietà dell'Empoli, però bisogna vedere se appunto l'Empoli se ne vorrà privare. E poi in mezzo al campo sicuramente Petriccione dovrebbe andare via, si vocifera di un interesse del Parma con il quale potrebbe farsi lo scambio Brugman, però insomma ancora sai bene che siamo all'inizio del calciomercato, quindi da qui fino al 1° febbraio, perché quest'anno ci sarà tempo fino al 1° febbraio, si potranno sviluppare tante operazioni. Senti, c'è Alessandro Russo che vuole farti una domanda. Vai Alessandro. Come oggi ho scritto proprio sulla Gazzetta il pezzo di mercato del Crotone, e quindi ascoltavo con piacere le parole della collega, è chiaro che il Crotone, per quanto riguarda l'attacco,
ha delle idee, alcune sono manifeste, quella di Pinamonti che è molto difficile, quella di Mancuso che l'abbiamo scritta oggi, ci può anche l'idea Farias che però lo Spezia non vuole certamente dare, che piace molto al direttore sportivo Mussino. La notizia nuova è che invece Rivière può uscire, mentre prima si pensava di no, il Crotone può far uscire. Certo, sì, bisognerà vedere come evolveranno le situazioni, perché poi è chiaro che se arriva qualcuno deve per forza andare via, anche perché in Serie A c'è la questione della lista, per cui non è possibile mantenere troppi giocatori. Inoltre il Crotone deve anche sistemare i fuorilista Mustacchio, Mazzotta, Gomelt, per cui insomma di lavoro ce n'è tanto sia per Ursino che per il presidente Vrenna, quindi bisognerà vedere. È chiaro che finora l'attacco è stato un po' fragile, diciamo così, e quindi bisognerà, per vincere, per fare punti, bisogna segnare gol e quindi bisognerà... Senti Claudia, per chiudere, ci vuoi anticipare, domani c'è questa partita all'Ezio Scida tra Crotone e Roma, la Roma di Fonseca? Sì. Esatto, un'altra partita ostica per i pitagorici, ma d'altronde in Serie A sono e saranno tutte così. Mister Stroppa ancora deve fare a meno di Cigarini e Benali che ancora non si sono ripresi dai ancora sono infortunati. E anche questo ha influenzato Cigarini è un bel giocatore, insomma, Benali pure. E anche Benali, sono entrambi due centrocampisti che in una squadra come il Crotone possono fare la differenza. Potrebbe cambiare qualcosina, quindi da domani potremmo rivedere Messias affiancato a Simi e poi secondo me farà rifiatare anche qualcuno, magari in difesa, un Marrone o Luperto farà rifiatare, e anche a centrocampo qualcosa dovrebbe cambiare. Grazie Claudia, grazie per il tuo intervento sempre puntuale e preciso. In bocca al lupo domani al Crotone che sfiderà la Roma, mi pare alle 15 all'Ezio Scida, giusto? Alle 15, esattamente. Grazie, buona Epifania, grazie. Anche a voi. Messaggi? Allora, prima dei messaggi, sì che ce ne sono un paio, vorrei fare una domanda ad Alessandro. Allora, classifica preoccupante Alessandro. Assenze importanti, mercato iniziato che distrae i giocatori, obbligo di fare punti. La squadra secondo te ha le risorse mentali, fisiche e tecniche per uscire dal terreno di gioco con un risultato positivo? Per fortuna c'è la sosta, rispondo, quindi alcune di queste problematiche si annientano con il fatto che i giocatori possono staccare, almeno mentalmente, dal campionato. Poi la squadra ha delle risorse, perché in ogni caso mica la squadra è affondata, la squadra è lì, che se la gioca, nonostante abbia tanti problemi. Io ripeto, Occhiuzzi ha molte idee e sono ben messe in campo. È un allenatore, come dice un amico dirigente che osserva con attenzione il Cosenza, che lavora benissimo sulla lavagna. L'unica cosa è che i giocatori e la squadra hanno bisogno di un sostegno e il sostegno deve arrivare per forza dal calciomercato. Vabbè, insomma, l'abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le salse. Noi seguiremo ogni lunedì qui la situazione, che poi il calciomercato partirà, appunto, è partito oggi, ieri dal 4 in effetti. Antonio, qui mi chiedono alcuni per te, hanno letto qualcosa su Cosenza Channel di Sueva e poi vogliono sapere il discorso Bruccini come sta. È vero che in questi giorni passerà all'Alessandria? A te la parola. Sì, così in via di definizione questo accordo con l'Alessandria, 2 anni di contratto. Quindi Bruccini all'Alessandria con un biennale. Un rinnovo in caso di promozione dei grigi in Serie B. Alessandria è una di quelle società al momento virtuose della Lega Pro che punta con decisione al salto di categoria. Su Sueva il discorso è un po' particolare. Sappiamo che Sueva ha un contratto di addestramento tecnico. Sì, questo lo sapevamo. E quindi il Cosenza ha chiaramente la facoltà di poterlo vincolare a sé dal punto di vista unilaterale. È stata fatta comunque una proposta al suo entourage che si è allargato negli ultimi giorni. Abbiamo scritto anche di questo, però come dire, il Cosenza ha formulato una proposta per il ragazzo al minimo sindacale. Il ragazzo invece ha preso atto di questa richiesta, di questa la proposta. Valuterà, insomma. Sì, valuterà, ha detto che... Di quanti giorni fa era questa cosa? Nelle scorse settimane. E c'è una novità. Ieri c'è stato un nuovo contatto tra le parti, è stato chiamato Rosina dal Cosenza e sperano di poter trovare un accordo, perché come hai detto bene tu, Sueva è entrato in un giro un po' più
importante, il giocatore si vede che ha qualità e quindi probabilmente hanno capito che è necessario alzare un attimo l'asticella, la posta e dicevo che l'entourage del calciatore ha fatto sapere di voler valutare bene le offerte che il Cosenza gli proporrà, perché il calciatore per il momento è fermo, è concentrato sul campo e vuole regalare la salvezza insieme ai minuti che Occhiuzzi gli dedicherà. Stella Grazie, Battaglia, Antonio. andiamo con gli ultimi messaggi perché siamo a pochi minuti Sì, dal siamo termine. quasi in chiusura. Facciamo un sacrificio, compriamo pettinari e basta così, uno solo è buono. Lo scorso anno c'è stato il miracolo, ma la squadra c'era, quest'anno no. Urgono acquisti seri, ma prima bisogna sfoltire la rosa. Se non si fa un buon ed oculato mercato, ho paura che quest'anno potrebbe esserci una ecatombe sportiva in Calabria. Noi non sappiamo se gli attaccanti nostri sono buoni, ma abbiamo visto un attaccante giocare 2 partite di seguito, solo pochi minuti e poche volte. Il problema è sempre lo stesso, non tirano da fuori area. La parola a te, Franco. Sì, mi chiedono di Borrelli. Borrelli, da quello che so io, dovrebbe rientrare a Pescara ed essere girato già al Perugia, che lo fa già suo. Borrelli, che abbiamo visto pochissimo, è uno di questi, di quelli che citava appunto Stella Battaglia. Bois, da quello che so io, dovrebbe tornare alla Roma e poi si vedrà, insomma. Penso che ci sarà qualche movimento, loro ne sanno molto più di me perché sono specialisti, specializzati nel discorso calciomercato. È così o no, Alessandro? Ma sicuramente ci saranno dei movimenti per forza di cose, sia nel Cosenza che nel Crotone che nella Regina. Anche la Regina, per esempio, sta cercando di cedere Lafferty di nuovo all'estero. Però hai sentito il passaggio di Giusva Branca, ha detto soldi. Il presidente Gallo non ne ha in questo momento. Ma nessuno può Cioè la società non Ieri nell'esordio di questa rubrica che faccio adesso, di questo podcast sulla Gazzetta dello Sport, ho usato la parola contrazione economica. Sì. Tutti devono fare i conti non con la ci sono contrazione soldi, economica. nessuna società. Bisogna fare chiaramente scambi? Autofinanziamento, scambi, non ci sono dubbi. Intanto la Regina vuole dare via Lafferty in Bielorussia, probabilmente c'è qualche altra cosa, vedremo, perché probabilmente dai paesi anglosassoni qualcosa arriverà. Basic, lo svedese, ha due offerte da Malta. E poi dovrà trovare degli elementi, si è parlato del portiere, ma so che cercano anche un difensore centrale, hanno chiuso per un giovane del Genoa e cercano soprattutto Blerk del Genoa, che è questo giocatore importante che era arrivato tra squilli di tromba, è stato ad Ascoli e in esubero praticamente dal Genoa, e Taibi al lavoro per questo obiettivo. Antonio, qui ci chiedono, secondo voi, quando potrebbero arrivare i primi, diciamo, giocatori nel Cosenza per quanto riguarda il mercato di gennaio? Perché il 9 c'è una nota, guarda. Sì, infatti. C'è una nota del mi è Cosenza appena Calcio, la arrivata, leggiamo? Sì. Riprese delle attività sabato 9 gennaio. Il Cosenza Calcio rende noto che la squadra si ritroverà in sede sabato 9 gennaio ed effettuerà un ciclo di tamponi così come previsto dal protocollo sanitario. A seguire ci sarà la ripresa degli allenamenti per preparare la gara esterna con il Monza, che vi ricordiamo è in programma sabato 16 gennaio alle ore 14. E poi alle 15 ci sarà invece Regina Lecce, un'altra bella partita tutta da seguire. Allora Antonio, mi chiedono... È chiaro che Occhiuzzi spera di averli per il 9? Qualcosina già per il 9, ma non è facile, specialmente per l'attaccante. E soprattutto non è semplice alzare oggi e nell'immediato il livello tecnico del Cosenza Calcio, perché è questo quello che serve, alzare con qualità ed esperienza il livello della squadra. Perché non è facile? Perché alcuni calciatori che vengono sondati e vengono ambiti dal Cosenza, prima di dire sì al Cosenza, fanno il giro delle 7 chiese. Danno mandato ai loro agenti di sondare dalla prima in classifica alla formazione che precede il Cosenza. E aggiungo io, probabilmente anche dopo il Cosenza, vedi la Cremonese, pronta a riempire di soldi elementi di ma c'è Braida, a Cremona c'è Braida, viene dal Barcellona, è stata una vita nel Milan. Detto questo, l'esempio lampante da portare è quello di Casasola dell'anno scorso, cercato dal Cosenza ad inizio stagione, ad inizio sessione, arrivato al Cosenza il 31 di gennaio. Quindi è questo il concetto. Poi è chiaro, il Cosenza ha l'intuizione giusta, contrattualizza domani il terzino destro, il centrocampista, il difensore centrale, sono a disposizione per il 9. Però per quanto concerne l'attaccante, se prima non parte il famoso valzer di cui sopra,
la vedo un attimo. E qui mi scrivono dura. appunto alcuni amici che in effetti il Walzer dovrebbe partire degli attaccanti con le 2 uscite dal Frosinone di Dionisi e di Ardemagni. Poi da lì Pettinari, che è inseguito da mezza Serie B. L'unica squadra che ha fatto un'operazione al momento è il Frosinone, con Millico. Nessun altro ha fatto Quindi nulla. lo diciamo, a cui Attenzione. seguiva Millico, che è finita al Frosinone di Nesta. Vai Stella. Ok, allora, buon pomeriggio. Volevo tramite la vostra emittente fare le condoglianze alla famiglia Campanini a seguito della scomparsa del caro Renato, L'abbiamo già fatto, avendo sì. avuto l'onore di essere stato un suo caro amico e collega di squadra, Mario Carelli. Ah. Poi abbiamo ricordo ad Alessandro Luss che la teoria è diversa da pratica. Secondo chiaramente il telespettatore, molto probabilmente parla su ciò che hai detto in precedenza. Prima hai di parlato Occhiuzzi. praticamente del discorso della lavagna, forse a quello si riferisce. Sì, infatti. Comunque ci associamo tutti al discorso di Campanini, tutti i giornali sia regionali che nazionali, anche Corriere dello Sport, abbiamo dedicato praticamente un bel trafiletto con la foto di Renato Campanini e quindi le condoglianze alla famiglia e grazie a Mario Carelli per essere intervenuto. Vai Stella. Ok, il mister purtroppo a furia di provarle tutte sta andando in confusione, sta accadendo la stessa cosa dell'anno scorso prima del subentro di Occhiuzzi. Bisogna leggerla la partita con le sostituzioni. Vabbè, ma questo ognuno può dire la sua, Sì, stiamo vabbè, certo. leggendo le cose, io non sono per esempio d'accordo su tantissime cose, è chiaro che insomma ascolto con dovizia di particolare, con molta attenzione, però la mia idea ce l'ho e la scrivo sul Corriere dello Sport. Ok, secondo questo telespettatore ieri non bisognava cambiare il sistema e gli uomini tra il primo tempo e il 60° perché comunque la squadra il primo tempo aveva giocato bene. Allora, vogliamo rispondere perché siamo nei minuti finali? C'è poco da dire. Io ripeto, Praticamente quel signore dice che poi il Cosenza si è messo a 4-2-3-1, eccetera, ma difesa qua. l'allenatore L'allenatore prova tutto, è chiaro, ha no? il suo ruolo, ha il suo compito. Diciamoci che ieri si scontravano. Non ci possiamo Si sostituire. scontravano, come si può dire, Il top. gli opposti. Bravo, Noi i poli dobbiamo opposti. salvarci. I poli Invece, come opposti. Cosenza all'ultima partita, l'Empoli punta alla vittoria del campionato. Oggi, nei giorni scorsi, ho sentito uno che fa il mercato dell'Empoli e mi ha detto chiaramente che loro non hanno intenzione di vendere nessuno. Ho detto, ma siete in tanti? Ho detto, no, non mi pare, nel senso che l'Empoli è contento di avere questa rosa pletorica. Alessandro, ma te la posso dire con una tutti cosa? questi assi Te la e posso dire una vogliono cosa? andare in Serie A. A te ad Antonio, ieri parlando con i colleghi praticamente della redazione fiorentina, mi dicevano che ad Empoli sia il direttore sportivo, il direttore generale che il presidente sono contestati e lo ha ribadito ieri in sala stampa anche l'allenatore Parliamo Dionisi. di una squadra, Franco, che è stata in Serie A Cioè vengono negli ultimi contestati 20 una anni. squadra che è prima in classifica, quindi come vedete insomma Tutto il mondo è paese. alle Befridi, che ne dico sempre io, is civer, accontentare tutti è difficile, lo Ma vado ripetendo da sempre e lo diceva Goethe ai tempi suoi. Ma sicuramente, l'Empoli è stato negli ultimi 20 anni, è stato penso 15 anni in Serie A o più o meno, non lo so quanti anni sono stati, quindi è chiaro che ognuno poi perimetra la propria ambizione a secondo dove è stato. Giusto. È chiaro che vedere la A e la B sono due linguaggi completamente differenti calcistici e quindi questo va tenuto in debita considerazione. Per dare un po' di linfa all'entusiasmo dei tifosi, il Cosenza 2 giocatori sta provando a prenderli, ma ci sono difficoltà, sono Giannetti e Mustacchio, ma ci sono problemi. Nel Ci senso chiedono che, Mustacchio che ruolo gioca. laterale destro, può giocare a centrocampo, laterale destro, insomma un giocatore importante. Ci sono delle oggettive difficoltà, il Cosenza sta provando delle mosse, lo sanno tutti, ormai tutti sanno tutti, nessuno sa da tempo che il Cosenza per salvarsi deve fare delle cose, non ci sono alibi per nessuno. Benissimo. E la proprietà della Serie B è una proprietà trasversale della piazza, degli operatori dell'informazione, del club, del presidente, dell'allenatore e del direttore sportivo, ognuno ha la propria dose di importanza e di responsabilità. Antonio, se vuoi aggiungere Antonio, qualcosa? perdonami, Vai. alla luce di squalifiche e infortuni, vedremo un cambio di modulo per il prossimo incontro No, che abbiamo ti detto rispondo già io. prima? Ti Ci rispondo sarà io perché tra Monza e Cosenza? Non credo proprio. Occhiuzzi è stato molto chiaro. Il Cosenza è una serie In di un'intervista mia a Corriere dello Sport ha ribadito il 3-4-1-2, da lì non si muove. quindi non credo proprio. Sento un rumore di fondo, allora volevi aggiungere qualcos'altro al di là della domanda poi di Stella, Antonio, su quello che ha detto in effetti sulle difficoltà? La classifica sulle di Serie difficoltà, B, la classifica di Serie B, a partire dal Pisa in poi, ma il Pisa lo metto borderline perché
io la considero una squadra realmente da centro classifica, Sì. con poca aderenza Così come il Venezia, sì, insomma. alla zona di play-out. Quindi diciamo, dal Pisa in poi quelle sono le formazioni, forse se la Cremonese tirerà fuori non lo so, ma le formazioni che lotteranno fino alla fine per la salvezza. Le altre tutte possono ambire a una promozione o chiaramente alla zona playoff. La classifica è quella che doveva essere ai nastri di partenza, nel senso chi ha investito determinate risorse si trova nelle posizioni tali più o meno per poter lottare e coltivare i propri sogni. Viceversa, chi ha investito meno deve coltivare ugualmente i propri sogni, che sono differenti rispetto a quelli che sono Allora, quelli del vogliamo Monza, ricordare eccetera, il prossimo turno, che la sera si giocherà il 16 perché adesso le squadre sono in vacanza. Sì, la 18ª giornata di Serie BKT avrà in campo venerdì 15 gennaio Chievo, Virtus Eccola là, Entella. grazie a Enzo Leonetti, Grazie. a Massimo Fino alla Camera. Vicenza Frosinone, poi abbiamo sabato 16 gennaio Cittadella Ascoli, Monza Cosenza, Pisa Brescia, Pordenone Venezia, Regina Lecce. Domenica 17 gennaio Pescara Cremonese, Empoli Salernitana e lunedì 18 gennaio avremo in campo Spal contro Reggiana. Insomma, è un bel turno sia per il Cosenza sia per la Regina, lo dicevamo con Giusva Branca poc'anzi, siamo nei minuti finali. Alessandro, questo Monza-Cosenza, Monza che è una corazzata, sai che ha preso dal Parma, ha preso Scozzarella? Non so, ha preso Scozzarella, ma il Monza è pronto a sferrare altri 2 colpi, uno meglio dell'altro. Il primo è Scione, centrocampista del Genoa, e il secondo Contende, un giocatore importante. Adesso c'è il classico refuso, un giocatore del Sassuolo, attaccante del Sassuolo, Contende alla SPAL, Federico Ricci. Ah, Federico Ricci è un bel giocatore, sì. Parlavano di Esposito prima, ma non gioca nella SPAL, i 2 fratelli Esposito non giocano. La questione della SPAL, se posso concludere, è una questione molto composita. La SPAL c'è un problema, c'ha una serie di giocatori davanti che hanno degli ingaggi pazzeschi. C'è Paloschi, Floccari, e poi c'è Castro che deve uscire, un centrocampista che cerca sistemazione. Ha chiesto Galabinov allo Spezia, cioè parliamo di un giro di... La SPAL? La SPAL? Sì. Parliamo di un giro di soldi pazzeschi, dove chiaramente nell'ordine di grandezza è la SPAL, è un'altra squadra con paracadute. Perciò quando noi parliamo di calciomercato, no? E parliamo del Cosenza o anche della Regina, dobbiamo cercare di perimetrare la possibilità d'azione. Se l'Empoli decide di non dare Mancuso a nessuno o di tenere in panchina i 3 attaccanti, hai detto tu, Olivieri, Moreo e Lamantia, una roba che non si può sentire in Serie B. Assolutamente. No, lo fa perché ha la forza economica e le spalle larghe per farlo. Lo stesso la SPAL, lo stesso può fare il Lecce. Ok, allora abbiamo terminato. Sì, è finita subito Abbiamo oggi la terminato, trasmissione. allora dalla regia Enzo Leonetti ci dice che siamo appunto alla fine. Alla fine, Ci dispiace ok. perché c'erano altri dei messaggi, però il tempo Non è riusciamo a volato leggerli anche tutti. oggi, cara Stella. A te i saluti finali. Sì, allora auguriamo innanzitutto buona Epifania a tutti voi che siete a casa e grazie per averci seguito. Per la trasmissione ringraziamo il coordinatore Franco Segreto e i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito, Antonio Clausi e Alessandro Russo. Con Replay ci ritroviamo lunedì 11 gennaio, sempre qui su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie. Arrivederci. Ciao.